Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Segnalibro. Ormai siete abituati ai viaggi tra i libri, alle curiosità. Questa settimana vi portiamo in alta quota perché vi faremo visitare la biblioteca digitale più alta d'Europa, la cosiddetta Capanna Margherita. Vediamola insieme. Oggi siamo qui per donare dei Kindle Paperwhite nella biblioteca più alta d'Europa per rendere la lettura disponibile a tutti gli alpinisti che da tutto il mondo vengono qua. Dai, è emozionante. 90 curiosità, 10 paure. Ci aspettiamo di andare su, ci aspettiamo di tornare giù e ci aspettiamo di fare amicizia. Siamo arrivati oggi alla Capanna Gnifetti, dove passeremo la notte. Domani mattina molto presto partiremo per arrivare fino al rifugio, la Capanna Margherita. La Capanna Margherita è l'edificio più alto d'Europa, il posto più alto dove si può vivere una vita quasi normale. È a 4.552 metri. Alla Capanna Margherita arriva veramente gente da tutto il mondo. Oggi è una grande giornata di grande soddisfazione personale, si lega ovviamente anche al nostro lavoro e quindi al fatto che stiamo donando dei Kindle e portiamo la lettura digitale ad alta quota. La prima volta che sono stato qua avevo magari 12 anni e ho trovato che è giustissimo di tornare e vedere una zona che ho sempre amato. Nell'agosto del 1893 la regina Margherita è salita da sola per inaugurare questo avamposto. Per allora era un progetto assolutamente incredibile. Ce l'abbiamo fatta. Noi ringraziamo tantissimo perché qui al rifugio Margherita vengono tantissimi stranieri e qua purtroppo abbiamo sempre un libro con una lingua, quindi grazie mille. Torniamo invece in Calabria con gli autori calabresi. Lei è Rosellina Amadeo, ha scritto un libro davvero interessante, Femmine e maschi, diversi ma uguali, un libro apparentemente destinato ai bambini, ma in realtà i messaggi sono tanti, soprattutto per gli adulti. Vediamo perché. Femmine e maschi diversi ma uguali è un libro illustrato che si rivolge agli alunni e alle alunne della scuola primaria di primo e di secondo grado e ai loro genitori e ai loro docenti. Ha un messaggio ben preciso, una volontà ben precisa che è quella di combattere gli stereotipi di genere che purtroppo nascono e si annidano proprio nel momento in cui si forma la personalità dei cittadini di domani. Da avvocato e da persona che si occupa da più di 20 anni di politiche di genere e donna delle istituzioni mi sono resa conto che è arrivato il momento di provare a fare una rivoluzione culturale e come? Cercando attraverso questo viaggio nel tempo che parte con dei messaggi chiari. È vero, oggi le donne possono votare e possono esplodere con i loro talenti in qualsiasi sport e in qualsiasi professione ritengono di poterlo fare, però non sempre è stato così. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ricordarci che quello che abbiamo ottenuto, maschi e femmine, è il frutto di grandi lotte e che il genere non può minimamente inficiare né i sogni né la volontà di realizzarsi di nessuno di noi e soprattutto che la violenza non va mai giustificata a nessuna età. Questo è il messaggio che con la testa e con il cuore spero che i piccoli lettori, i loro genitori, le famiglie in genere possano in qualche modo contribuire a fare in modo che possiamo buttare via una lancia importante in favore dell'uguaglianza tra gli uomini e le donne che sono diversi ma sono comunque uguali nei diritti.
E per il referendum del 2 giugno 1946 si recò alle urne una percentuale altissima degli aventi diritto, circa il 90%, chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica e ad eleggere i deputati e le deputate in seno all'Assemblea Costituente, che avrebbe avuto il compito di redigere la nostra Carta fondativa, presidio e fondamento del nostro Paese. Delle 226 candidate ne vennero elette 21, il 4% del totale di deputati eletti, 556. Perché leggere e soprattutto perché è importante leggere ad alta voce? Ebbene, ve lo facciamo sentire con questa che è una vera e propria lezione affidata a Bruno Tognolini. Le operaie dei sigarifici di Cuba avevano un lettore pubblico che leggeva ad alta voce mentre loro lavoravano. I monaci, mentre lavoravano negli scriptoria, avevano un lector che leggeva ad alta voce. È un'antichissima modalità umana, quella del racconto del mondo a voce. I genitori possono esserne generosi di questo, se solo pensassero quanta forza c'è nella voce umana e nella loro particolare voce, che è la prima che i bambini hanno sentito al mondo, quella voce che li ha chiamati al mondo, quando ancora non conoscevano il significato di nessuna parola, quindi non era la lingua, era la voce che sentivano. Quella voce può continuare a risuonare ogni sera, ogni notte, prima di dormire, con le parole forti di un libro e di una storia incantevole. Nelle scuole può essere un po' più difficile, perché invece che un rapporto occhi negli occhi a tu per tu, c'è un rapporto di 1 a 20, a 24. Ma le maestre che vedo e che mi raccontano mi dicono che funziona lo stesso, se riescono a trovare il registro giusto, la storia giusta. La storia è molto importante. E per esempio è importante quanto la storia piace a chi la sta raccontando. Questa è una cosa capitale, perché mia figlia diceva, quando tu ridevi, io ricordo che tu a un certo punto ridevi leggendo, e io ero così contenta che tu ridessi, perché ero così orgogliosa, come se l'avessi scritto io quel libro, no? Ognuno di noi sa qual è il sentimento di far vedere un film che ci è piaciuto a qualche nostro amico o parente, no? Ci piace che lo veda anche lui perché è piaciuto a noi, no? E ci mettiamo lì a dire guarda adesso cosa succede, guarda, lo disturbiamo anche. Se a me piace una storia, la voglio condividere. Se la storia che sto leggendo mi sta incantando, la mia voce avrà l'incantesimo e incanterà. La voce viene zuccherata dal piacere di chi sta leggendo. Quindi la cosa che io consiglio è leggere ad alta voce ai propri alunni e ai propri figli. Leggere scegliendo storie che piacciono anche al lettore e godersela, perché davvero noi siamo ormai spettatori, non abbiamo più quasi nessun palcoscenico dove siamo attori, non cantiamo più, non danziamo più, non raccontiamo più, invece in quelle occasioni lì c'hai uno spettatore unico o 24 spettatori straordinariamente ben disposti, difficile che ti fischino, anche perché tu sei la maestra. Allora perché non approfittarne per far vivere un po' l'attore che è in te? Piano piano un adulto si accorge che comincia a fare le voci, le vocine, le vocione, l'intonazione adirata, quella un po' rauca dell'anziano, del mostro. È divertentissimo. E se si diverte chi fa, si diverte anche chi ascolta. Come sempre in Segnalibro guardiamo a più scritture
sceneggiature, perché ci sono le contaminazioni tra le varie arti. Questa volta ci occupiamo della scrittura filmica, quindi della grammatica della sceneggiatura, piuttosto che del linguaggio delle immagini. Lui è un regista cosentino, si chiama Gianluca Gargano. Il film, davvero ironico e che vi consigliamo, ha un titolo particolare, Rapiscimi, ed è girato in Calabria. Qua ci serve solo uno che ne capisce di computer e facciamo i soldi. Cosa vuoi? Vogliamo aprire un'agenzia turistica di vacanze estreme. Ma non estreme normali, estreme assai. Offriamo rapimenti. Annoiato delle solite vacanze? Vieni in Calabria e fatti rapire! Rapiscimi è un film di coproduzione italo-portoghese con un cast internazionale, vede tra gli attori anche attori calabresi come Rocco Barbaro, Pietro Delle Piane, Vincenzo Di Rosa, Paolo Cutuli, tutti da esperienze diverse, dal teatro al cabaret o piuttosto invece al cinema, alla televisione. Ci sono attori internazionali come Alexia De Gremont, che è francese, Virgilio Castello, che è portoghese, Paolo Pires e tanti altri. L'idea del film nasce un po' ironizzando su quelli che sono i temi negativi della nostra regione e li trasforma in maniera molto positiva, ironica, prendendosi un po' in giro. Quindi sono 4 ragazzi che si inventano un'agenzia turistica molto particolare, perché offre rapimenti su commissione, cioè le persone possono decidere di farsi rapire per vivere la vacanza estrema, e da lì succedono tutta una serie di cose per cui questi ragazzi si ritrovano coinvolti in una storia molto particolare e rocambolesca e più grande di loro. Da questo punto di vista certamente la sceneggiatura è alla base, la scrittura ancora una volta è alla base di ogni film, c'è un grosso lavoro che si fa, noi l'abbiamo fatto addirittura in 5, io, Vincenzo Di Rosa che è calabrese, Alessandro Pondi e Paolo Logli che sono una coppia di sceneggiatori e Umberto Carteni. Il film è appunto ancora nelle sale e soprattutto riceverà un premio anche sempre qui in Calabria, il premio Carlo Rambaldi, papà di E.T., personaggio straordinario, vincitore di 3 Oscar nella nostra storia del cinema. Il 10 agosto a Vibo riceverò questo premio, e poi il film è stato selezionato al momento dal Festival di Milano, il Milano Film Fest, fuori concorso ovviamente perché siamo già usciti dal cinema. Quindi portiamo anche a Milano questo film, lo porteremo anche in premio al Premio Cultural Classic a Napoli, andrà anche a Innsbruck in una rassegna. Quindi insomma ora ci sarà la tappa dei festival e speriamo di portare la Calabria, ma non solo, c'è anche il Portogallo, un po' fuori dai confini italiani. Mister Minchia, che ne dici di un colpo in testa? O ne preferisci tu? Moriremo tutti. Cazzo dici? This is original sequestro calabrese. Quanto devo chiedergli? Chiedi 1 milione di lire. Di euro? Di euro, dai, di euro. Come ogni settimana la nostra classifica con i libri più venduti. 10° posto questa settimana per Concita De Gregorio con Nella notte, edito nella collana I narratori di Feltrinelli, un romanzo sul potere teso, elettrico, in cui Concita De Gregorio traccia con lucidità il quadro di un fallimento politico che collide con il criminoso, svelandone le dinamiche e le conseguenze, senza fare sconti. Resta al 9° posto I tempi nuovi di Alessandro Robecchi, edito da Sellerio, un bravo ragazzo, i lavoretti per raggranellare i soldi per un viaggio di piacere, e viene trovato morto dentro la sua utilitaria, le mani legate al volante. Del caso si occupano i sovrintendenti Ghezzi e Carella, ed è un'indagine dove gli indizi, anziché mancare, sembrano troppi. New entry all'8° posto per Maurizio Di Giovanni con Il pianto dell'alba, ultima ombra per il commissario Ricciardi, edito da Einaudi. Con un colpo di scena struggente, il commissario Ricciardi chiude il suo ciclo.
Settimo posto questa settimana per Haruki Murakami con L'assassinio del commendatore, libro secondo, edito da Einaudi. Una dimora sperduta ma non del tutto isolata, un grande artista e tanta suspense in un libro dall'intreccio fitto. Altra new entry al sesto posto, Il sigillo del cielo di Glenn Cooper, edizioni Nord. Uno degli scrittori più amati dai lettori italiani, narra l'avvincente storia di una pietra che nasconde il segreto per raggiungere il paradiso o evocare l'inferno. Quinta posizione per La notte del Getsemani di Massimo Recalcati, edito da Einaudi. Il bacio di Giuda, le lacrime di Pietro, la fuga dei discepoli, sudore e sangue, l'abbandono del padre, l'assoluta solitudine, la preghiera. La notte del Getsemani è la notte dell'uomo. La notte del Getsemani è la notte dove la vita umana si mostra nella sua più radicale inermità. Entra in classifica e conquista subito la quarta posizione Ogni piccola cosa interrotta di Silvia Celani, Garzanti editore. Una storia che ci dimostra come siano le nostre imperfezioni a renderci più forti, sono le nostre fragilità a renderci quello che siamo, sono loro a rendere la nostra vita davvero perfetta, sono loro a tracciare la strada delle nostre cose interrotte. Resta salda al terzo posto Stefania Auci con I leoni di Sicilia, la saga dei Florio. Dal momento in cui sbarcano a Palermo da Bagnara Calabra nel 1799, i Florio guardano avanti, irrequieti e ambiziosi, decisi ad arrivare più in alto di tutti, ad essere i più ricchi, i più potenti, e ci riescono. In breve tempo i fratelli Paolo e Ignazio rendono la loro bottega di spezie la migliore della città, un romanzo che coniuga storia e letteratura. Secondo posto questa settimana per Ilaria Tuti con Ninfa dormiente, edito da Longanesi. Protagonista è Teresa Battaglia, un commissario di polizia specializzato in profiling. Un carattere fiero e indomito, a tratti brusco, sempre compassionevole. Torna all'ambientazione piena di suggestioni, di una natura fatta di boschi e cime montuose, di valli isolate e di bellezze insospettabili. A guidare la classifica l'ultimo lavoro del maestro Andrea Camilleri, Il cuoco dell'Alcion, pubblicato da Sellerio nella collana La Memoria. Al commissariato di Vigata sta succedendo qualcosa. Montalbano allontanato e costretto alle ferie, la sua squadra smantellata. In breve, qualcuno sta tentando di farlo fuori. Nostro spazio ormai puntuale dedicato all'audio fiaba. Non puoi lavorare più svelto? Chiese la moglie al calzolaio. Il calzolaio sorrise. Certo, rispose. Potrei ritagliare il cuoio con meno cura e potrei fare i punti più lunghi quando cucio. Ma io voglio che i miei clienti ricevano il meglio che può offrire un artigiano e per questo ci vuole tempo. Lo so, caro, ma non abbiamo più soldi per comprare altro cuoio e per finire un paio di scarpe ti ci vogliono 2 giorni. Faccio del mio meglio, sospirò il calzolaio. I miei occhi e le mie mani non sono più quelli di una volta. E continuò il suo lavoro lento e accurato. Ben presto non gli restarono più soldi per comprare il cuoio e la pelle e il camoscio erano finiti. E come faremo domani senza più cuoio per lavorare e senza più scarpe da vendere? Chiese la moglie. Il calzolaio sorrise. Beh, ci penseremo domani. Tutto il giorno lavorò per riuscire a ricavare un paio di scarpe dall'ultimo pezzetto di cuoio rimasto. Forse queste sono le ultime scarpe che faccio, pensava, e quindi devono essere anche le più belle. Quando fu l'ora di andare a dormire, lasciò le suole e le sagome ritagliate sopra il banco. Peccato che siamo così poveri, cara, disse alla moglie mentre si arrampicava sul letto. Tu fai del tuo meglio, lo confortò lei. Non puoi fare di più. La mattina dopo il calzolaio si alzò, si pulì gli occhiali, infilò l'ago e cercò i pezzi di cuoio ritagliati il giorno prima. Quando ecco che vide una cosa straordinaria.
Un paio di scarpe finite, perfette nei minimi dettagli, risplendevano sul banco. Qualcuno le aveva fatte durante la notte. «Guarda che capolavoro!» esclamò. «E che cuciture piccole e precise! Ma chi le avrà fatte?» Le scarpe erano così ben fatte che vennero vendute al doppio del solito. Fu così che il calzolaio riuscì a comprare quel giorno una nuova striscia di cuoio per tagliare altre 2 paia di scarpe. La sera lasciò le forme sul banco e andò a dormire con animo molto più lieto del giorno prima. La mattina dopo le 2 paia di scarpe erano lì, completamente finite, dal tacco alla punta delle stringhe. «Che capolavoro!» disse il calzolaio alla moglie. Quelle paia di scarpe gli resero così bene che riuscì a comprare abbastanza cuoio da farne 4 paia. E durante la notte i misteriosi calzolai le cucirono tutte e 4. «Che rifiniture perfette!» esclamavano i clienti. La voce si sparse e la gente veniva da lontano a comprare le scarpe. C'erano stivaloni lucidi per gli uomini e scarpette di velluto per le dame. «Ora abbiamo tanto cuoio che potrai lavorare per tutta la vita», disse felice la moglie del calzolaio. «E con tutta la gente che viene da noi a comprare siamo quasi ricchi». Ma il calzolaio stava pensando: «Non ti piacerebbe sapere chi sono i calzolai che ogni notte ci aiutano?» E così, una notte fredda, un po' prima di Natale, il calzolaio lasciò il cuoio già tagliato sul banco e poi, insieme a sua moglie, si nascose. Allo scoccare della mezzanotte, da dietro il vecchio orologio scivolarono fuori 7 piccoli elfi nudi. Si arrampicarono sul banco e si misero subito al lavoro, cucendo e picchiando col martello, infilando stringhe e lucidando la pelle. Ogni tanto si fermavano per soffiarsi sulle dita e per strofinarsi i piedi gelati perché la notte era fredda e il camino era spento. Tremavano ed erano lividi dalla testa ai piedi. «Poveri piccini», disse la moglie del calzolaio, «fanno tutto questo lavoro per noi e non hanno né una camicia né un paio di scarpe. Io credo che dopo tutto quello che hanno fatto per noi potremmo ringraziarli facendogli un regalo. Non ti pare?» esclamò il calzolaio. Fu così che la moglie indaffaratissima passò la giornata seguente a ritagliare camicine e pantaloni da una stoffa morbida, calda e colorata. Il calzolaio prese l'ago più sottile e la pelle più morbida che aveva e fece un paio di stivali per ogni elfo. La notte di Natale lasciarono i loro regali sul banco e si nascosero. Faceva un freddo terribile e quando gli elfi apparvero tremavano e battevano i denti e il loro fiato formava nuvolette cristalline nell'aria gelida. Gli elfi all'inizio si meravigliarono di non trovare i pezzi di cuoio da cucire, ma quando videro i vestiti e si resero conto che erano per loro, se li infilarono subito e cominciarono a ballare in cerchio, ridendo e battendo le mani coperte dai nuovi guantini di lana. «Abbiamo finito di fare i ciabattini, ormai siamo degli elfi eleganti!» E cantando e ballando si allontanarono finché il calzolaio e sua moglie li persero di vista. «Ecco, non potremo più contare sull'aiuto degli elfi», finse di lamentarsi la moglie del calzolaio. «Come farai ora che tanta gente viene da te a comprare scarpe e stivali?» Il calzolaio sorrise. «Bisognerà proprio che faccia del mio meglio». «Sono sicura che ci riuscirai, caro», lo rassicurò lei. «L'hai sempre fatto».